quando si visita Sambuca di Sicilia bisogna assolutamente gustare questo dolce tipico. Le minne di Virgine, questo dolce tipico sambucese che sono le minne di Virgine che sono state fatte in occasione del matrimonio del marchese Beccatelli, che le ha commissionate alle suore del convento di Maria, e loro hanno inventato questo dolce, che è un dolce tipico sambucese, che è ripieno di zuccata, crema, pezzettini di cioccolato aromatizzato con cannella e limone. Ha la forma tipica del seno di donna, infatti si chiamano minne di Virgine perché proprio il seno, hanno la forma di un seno di donna, esattamente, sì. La pasta è una pasta frolla, poi il condimento di dentro, gli ingredienti di dentro sono la zuccata, la crema di latte, poi pezzettini di cioccolato e aromatizzato con il limone e la cannella. È il dolce che chiedono tutti arrivando a Sambuca. Chi ama la Sicilia però conosce anche un altro dolce che porta un nome simile, la minna di Sant'Agata a La minna di Catania. Sant'Agata di Catania, però è un dolce, si chiama minna di Sant'Agata, però è diverso da questo perché questa qua è una pasta frolla. La minna di Sant'Agata è diversa, che è tipo la cassatina siciliana, che è ricoperta, se non mi sbaglio, di sopra con la velata, insomma sono due cose diverse, quella di ricotta e questa di crema, zuccata. Ecco, facciamo vedere come è realizzato, è molto colorato, si presenta... Sì, certo, è molto colorato, di sopra ci sono tutte queste palline colorate che sono palline di zucchero che noi chiamiamo diavolina, sì, si chiama. Ora possiamo prendere un coltello, la tagliamo e la facciamo vedere di dentro come... Possiamo procedere al taglio della minna. Ora vediamo l'interno. Questo è l'interno. Ecco il cuore ricco di questo dolce tipico di Sambuca di Sicilia.